e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Colpisce la moglie a martellate al culmine di una lite, il tentato femminicidio nella notte a Belsito, frazione di Mister Bianco nel Catanese. La vittima è in rianimazione all'ospedale Garibaldi Centro, il marito è stato arrestato. Aveva premeditato tutto e diffuso sui social il progetto di aggredire un professore. L'11enne fermato a San Vito Lo Capo per aver accoltellato il suo insegnante di tecnologia. Si ispirava a precedenti episodi negli Stati Uniti. Una dimensione che amplifica il disagio esistente, l'analisi del sociologo. Ho visto la morte in faccia, la drammatica testimonianza di un'alunna coinvolta nello scontro tra un SUV e uno scuolabus a Mazzara del Vallo. 19 i feriti, l'investitore viaggiava senza patente e senza assicurazione. Catania, un anno fa la morte di Santoré. Al TG Sicilia parla la sorella Deborah. Mio fratello manca a tutti, lo immagino mentre cucina per gli angeli. Stasera fiaccolata ad Onnina. Lancio di ordigni al Massimino, identificati e arrestati dalla polizia 2 degli ultra responsabili della momentanea sospensione di Catania Ascoli, altre 2 persone denunciate. Paura nel quartiere Capo Soprano, dove un pitbull ha seminato momenti di terrore, aggredendo 2 piccoli cani e uccidendone uno. Indagini in corso per risalire al proprietario. A Palermo smantellata la banda del bancomat. I componenti sono accusati, oltre che di aver assalito gli sportelli con esplosivo, anche di rapine aggravate, furti in abitazione e di traffico di sostanze stupefacenti. 6 in manette. E poi il calcio, il Catania guarda al futuro. Direttore sportivo e allenatore, le basi da cui ripartire il prossimo anno. Il profilo individuato dal club rossazzurro per il ruolo di DS porta a Fortunato Varrà, sotto contratto al momento con il Napoli. Dunque, ben trovati. Tentato femminicidio nella notte nella frazione Belsito di Mister Bianco, dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni, ferendola gravemente. La donna, ricoverata al Garibaldi Centro di Catania, è in condizioni disperate. Adelaide Barbagallo. Sono disperate le condizioni di Alessandra, la donna di 49 anni colpita ripetutamente alla testa con un martello dal marito di 53 anni. La brutale aggressione è avvenuta in una palazzina di Via delle Rose, nel quartiere Belsito, a Mister Bianco. La vittima si trova ora ricoverata al Garibaldi Centro di Catania, in imminente pericolo di vita. La lite furibonda nel cuore della notte, le urla disperate, il pianto dei bambini hanno svegliato i vicini di casa, che hanno allertato subito le forze dell'ordine. Confiniamo allo stesso muro, è mia cugina. Quindi c'è poco da dire, aspettiamo intanto notizie dall'ospedale, se si riesce a capire qualcosa. Ma litigavano spesso? No, non lo so, non si erano mai sentiti a questi livelli, quindi non so cosa avevano, qual era scattato il problema. L'allarme è scattato intorno all'1 di notte. La prima a chiedere aiuto una delle figlie della coppia, che ha chiamato il 112. La madre era a terra, priva di sensi e con una profonda ferita alla testa. Al telefono l'operatore della centrale operativa dei Carabinieri ha tenuto la ragazza in linea fino all'arrivo dei soccorsi per guidarla e rassicurarla. I sanitari del 118 si sono trovati davanti a una scena terribile. Trasportata d'urgenza in codice rosso, la donna è stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico. Ora si trova in rianimazione con prognosi riservata. Ha riportato un gravissimo trauma cranio-facciale e gravi lesioni a livello cerebrale, segno che è stata colpita con ferocia. Il marito è stato bloccato e arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mister Bianco, il nucleo radiomobile di Catania e la sezione investigazioni scientifiche per i rilievi tecnici. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica e per comprendere se ci fossero stati altri episodi di violenza in famiglia. Se non torniamo assieme mi sparo. Con queste parole ha minacciato la ex e le ha chiesto un incontro chiarificatore, poi l'ha seguita e l'ha costretta a salire in macchina. Un amico della donna ha allertato il 112. I militari di Piedimonte e Teneo hanno arrestato l'uomo. A casa hanno trovato una pistola a salve con cui minacciava di suicidarsi.
L'undicenne di San Vito Lo Capo, che ieri si è presentata a scuola con 2 coltelli e ha tentato di colpire il professore, aveva già postato sui social le sue intenzioni. La Procura dei minori ha aperto un'indagine. Laura Spanò. L'alunno di San Vito Lo Capo, che ieri è arrivato a scuola e ha tentato di colpire con un coltello il suo professore, aveva premeditato tutto. Su TikTok aveva postato, oltre alla maglia con la scritta "Me ne frego", anche un casco integrale con le scritte riferite alle ultime stragi negli Stati Uniti. Lui aveva postato anche la maglia e il messaggio "Non datemi la colpa per quello che farò fra 4 ore". Sul casco si legge Isla Vista, nella contea di Santa Barbara, in California, dove nel maggio 2014 ci fu una strage di ragazzi e riferimento a Elliot Roger, il ragazzo autore della strage. Sotto al post centinaia di commenti, alcuni di follower e molti like. Per gli inquirenti il ragazzino avrebbe preparato tutto nei minimi particolari. L'undicenne frequenta la scuola media. Da una prima ricostruzione di carabinieri, il ragazzino, che verrebbe da una famiglia problematica, avrebbe portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni. Durante l'aggressione, che non ha avuto conseguenze gravi grazie alla prontezza degli insegnanti, si sarebbe coperto il volto col casco e avrebbe cominciato a girare un filmato in una diretta per un gruppo Telegram. Sulla vicenda la Procura dei minori di Palermo ha aperto un'indagine. Anche il comune di San Vito Lo Capo sta facendo la sua parte. Io già da ieri ho dato l'incarico all'assistente sociale, quindi all'ufficio servizio sociale di questo comune, per essere presente, per intervenire, per essere da supporto a questa famiglia che ha bisogno delle giuste e necessarie assistenze. L'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano nei prossimi giorni sarà a San Vito Lo Capo, ma intanto sottolinea che serve una riflessione seria sull'uso dei social per i minorenni, che spesso navigano in rete imbattendosi in contenuti pericolosi. Il gesto di questo ragazzino, anticipato e commentato sui social e poi filmato e trasmesso in diretta, una dimensione che amplifica il disagio esistente. L'analisi del sociologo Davide Bennato. Ascoltiamolo. L'utilizzo dei social in questo caso deve essere interpretato come la ricerca di un sostegno dal pubblico anonimo e diffuso dei social. Infatti non credo che sia un caso il fatto che abbia preferito utilizzare la lingua inglese per anticipare e per postare le attività che l'avrebbero reso celebre agli onori della cronaca, e quindi questo è anche un modo per sottolineare il suo disagio giovanile. Non bisogna distinguere questi 2 momenti. Il momento della violenza e l'utilizzo dei social in realtà tecnicamente sarebbero staccati, ma si riuniscono dal punto di vista di questo giovane aggressore sostanzialmente perché è anche un modo per cercare una propria visibilità e per rinforzare una propria identità all'interno di un contesto di cui effettivamente subiva questa pressione. Quindi se noi volessimo mettere insieme tutti gli elementi per dare un'interpretazione che sia la più sfaccettata possibile, è che non è solo una questione di social, non è solamente di un ragazzo che ha un disagio, ma è il combinato disposto di utilizzo di social e di disagio che sostanzialmente è venuto a manifestarsi in questo atto violento, che deve essere comunque in ogni caso sanzionato. Ho visto la morte in faccia, la drammatica testimonianza di un'alunna coinvolta nello scontro tra un SUV e uno scuolabus a Mazara del Vallo. 19 feriti, l'investitore senza patente e senza assicurazione. Tonino De Mana. A folle velocità in auto, senza patente, senza assicurazione, con a bordo 5 figli e la moglie in gravidanza. Si complica la situazione del 51enne che al volante di un SUV è piombato su uno scuolabus su cui viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello a Mazara del Vallo, nel Trapanese. 19 feriti, 14 dei quali bambini, e il bilancio pesantissimo dello scontro che si è verificato in via Salemi, strada che conduce alla borgata costiera. Secondo i primi accertamenti, l'uomo non avrebbe rispettato lo stop, che era ben segnalato, centrando in pieno lo scuolabus, che si è poi ribaltato. Sul posto sono arrivate 4 ambulanze del 118. I feriti sono stati trasferiti all'ospedale Abele Aiello di Mazara del Vallo, dove è scattato il piano d'emergenza. 2 bambini sono stati trasportati in elicottero all'ospedale pediatrico di Cristina di Palermo, e nel capoluogo siciliano è stata trasferita per precauzione anche la donna incinta, moglie dell'investitore, ricoverato anche lui e già sottoposto ad alcol test. Ho visto la morte in faccia e la scioccante testimonianza di un'alunna di terza media che ha raccontato le fasi dell'incidente alla madre. Solidarietà è stata espressa dall'assessore regionale all'istruzione Turano, dal sindaco di Mazara del Vallo Quinci e dal ministro Valditara, che sta seguendo gli sviluppi della vicenda.
Coppia di ladri fermata a Catania dalla polizia. I due sono stati sorpresi mentre tentavano di rubare prodotti di vario genere da un distributore automatico di bevande H24 in via Dusmet. Entrambi sono noti alle forze dell'ordine. E un anno fa la morte di Santoré. A TG Sicilia parla la sorella Deborah. Mio fratello manca a tutti, lo immagino mentre cucina per gli angeli. Stasera fiaccolata ad Onnina, il servizio di Tonino De Mana. Portava la gioia non solo, poi lui era molto creativo in cucina, quindi ogni tanto creava qualcosa e la faceva assaggiare a tutti, e quindi anche questo manca le sue prelibatezze, ecco, mi piace ricordarlo così. Purtroppo oggi dico è lassù, cucina per gli angeli e basta. Non si dà pace Deborah, la sorella di Santoré, accoltellato a morte per futili motivi da John Obama, attualmente recluso nel carcere di Trapani. Ricorre oggi l'anniversario della morte per un inspiegabile gesto commesso da chi in quel luogo non doveva neanche esserci, dal momento che il parcheggiatore abusivo, originario dello Zimbabwe, era senza permesso di soggiorno e con un divieto di espulsione mai eseguito. Infatti io dico questi decreti vengono emessi e devono essere poi eseguiti, perché non ha senso se no emetterli. Ha ricevuto il sostegno in quest'anno, la vicinanza da parte delle istituzioni? Mi spiace dirlo, ma no. Né io né mia cognata e soprattutto la figlia di mio fratello. La vita di Santoré è stata spezzata da alcuni fendenti inferti da chi probabilmente non si aspettava, visto che la generosità del giovane pasticcere nei confronti del suo aguzzino era conosciuta e riconosciuta da tutti. Un gesto gentile, un sorriso, indumenti e anche cibo erano garantiti da Santo, che per tutta risposta è stato invece ucciso. Resta il dolore di una famiglia con Deborah che porta con sé l'immagine del suo adorato fratello. È una parte del mio cuore, come era la parte della mia famiglia che purtroppo non c'è più. Stasera alle 20 da Piazza Nettuno partirà una fiaccolata che si concluderà in Piazza Mancini Battaglia ad Ognina. È il modo migliore per ricordare Santo e per sostenere la famiglia ed una bambina che troppo presto ha perso il suo papà. La polizia ha arrestato due ultras che nel corso della partita fra Catania ed Ascoli hanno lanciato ordigni esplosivi sul terreno di gioco, denunciati anche altre due persone. Marco Carli. L'esplosione fragorosa, chiaramente avvertibile, è quella di uno degli ordigni piovuti sul terreno di gioco da alcuni settori del Massimino nelle fasi finali di Catania Ascoli. Che non fossero petardi era evidente e il loro utilizzo ha portato all'arresto di due ultra, mentre altre due persone sono state denunciate perché trovate nel corso dell'accesso allo stadio in possesso di fumogeni. L'arresto della Polizia di Stato è avvenuto in flagranza differita entro le 48 ore successive all'evento. La Digos indaga per individuare altri responsabili. Tutto comincia quasi al 40° del secondo tempo dopo la rete di Ovisac che spegne definitivamente ogni speranza rossazzurra, scatenando la contestazione, fumogeni ed esplosioni con sospensione della gara per 6 minuti. I due arrestati sono giovanissimi, del 2005 e del 2002, e sono accusati di aver lanciato dagli spalti della B due pericolosi ordigni. Ad incastrarli le immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio fornite dalla polizia scientifica e visionate dalla Digos. Dopo l'individuazione dei due è scattata la perquisizione nel corso della quale nell'abitazione del ragazzo del 2005 è stato rinvenuto un congegno di natura simile a quelli fatti esplodere nello stadio. La pericolosità è stata confermata dal personale del nucleo artificieri che ha anche rinvenuto al termine dell'incontro, a ridosso della tribuna B, due ordigni inesplosi definiti di micidiale portata offensiva poiché capaci di esplodere in massa. Proprio le esplosioni hanno portato al ricovero di un tifoso della Nord ferito ad una gamba. Per i fatti di mercoledì il giudice sportivo ha comminato al Catania un'ammenda di 4.000 euro. Paura nel quartiere Caposoprano, un cane di grossa taglia, già noto ai residenti perché spesso lasciato libero in strada, aggredisce due piccoli cani e ne uccide uno. Indagini in corso per risalire al proprietario. GR Italia. Paura ieri sera a Gela, nel quartiere Caposoprano, dove un pitbull di grossa taglia ha seminato il panico tra residenti e commercianti. L'animale, che indossava un collare e sarebbe quindi riconducibile a un proprietario, è entrato all'interno di un bar pasticceria aggredendo un bulldog di piccola taglia e ferendolo gravemente. Allontanato dai presenti pochi minuti dopo, ha raggiunto un'altra attività commerciale della zona, dove ha attaccato un secondo cagnolino che purtroppo è morto a causa delle ferite riportate. Abbiamo provato di tutto, alla fine ho preso il Vetril, gliel'ho spruzzato negli occhi e in faccia, forse lui si è bruciato e ha mollato la presa, ma abbiamo lottato, lo volevo uccidere il cane.
Le chiamate alle forze dell'ordine si sono susseguite per tutta la serata. Alla fine gli agenti della polizia sono riusciti a bloccare il cane, successivamente affidato agli operatori del canile comunale. Secondo diversi residenti, però, l'animale si aggirava da tempo senza controllo nel quartiere e non sarebbe nuovo a comportamenti aggressivi, circostanza che solleva interrogativi sulla condotta del proprietario, che verrà chiamato a rispondere di quanto accaduto. Sono cani che hanno bisogno di competenza, di costanza, non tutti riescono a gestirli. Sono cani eccezionali, hanno un potenziale enorme, però nelle mani sbagliate questi sono i risultati, questo è quello che si viene a creare. Quindi andrebbe anche regolamentata la detenzione di determinate razze a livello proprio italiano. Non una questione di razze dunque, ma di responsabilità, perché quando un animale viene lasciato a se stesso le conseguenze possono essere molto gravi sia per le persone sia per gli altri animali. Assalti agli sportelli ATM con gli esplosivi, scoperta la banda dei bancomat a Palermo. Sono 6 gli arresti in un'operazione di carabinieri e polizia che hanno fatto luce sui colpi e sull'organigramma del gruppo criminale composto da palermitani tra i 23 e i 55 anni. Il servizio di Marco Gullà. Tra i bancomat fatti esplodere anche quello di un ufficio postale allo Zen, colpi precisi e con l'esplosivo. Dopo mesi di indagini, carabinieri e polizia hanno smantellato la banda dei bancomat. 6 arresti, il provvedimento riguarda 6 palermitani di 23, 26, 28, 42, 54 e 55 anni che erano specializzati in furti pluriaggravati ai danni di sportelli bancomat, colpiti attraverso il pericoloso metodo della marmotta esplosiva, che consiste in una lastra di ferro su cui viene fissato un congegno esplosivo infilato in una delle fenditure degli sportelli ATM. L'esplosivo viene fatto detonare nel bancomat. La banda però è accusata anche di rapine aggravate, furti in abitazione, oltre al traffico di sostanze stupefacenti e al porto illegale di armi da fuoco. Intercettazioni telefoniche, ambientali, l'acquisizione e le analisi dei tabulati telefonici e le immagini di videosorveglianza, oltre ai tradizionali servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno permesso di individuare i 6 palermitani finiti in manette. Ogni componente della banda aveva il suo ruolo. A capo ci sarebbe stato il giovane di 26 anni, promotore e organizzatore dell'associazione. Spettavano a quest'ultimo, che spesso partecipava in prima persona ai sopralluoghi operativi, le decisioni strategiche, la scelta dei bersagli, le tempistiche dei colpi, la spartizione dei proventi e la custodia dei mezzi. A Messina scoperta frode fiscale, sequestrati 8 milioni di euro a società di metalli preziosi. Francesco Triolo. Maxi operazione della Guardia di Finanza a Messina contro una presunta frode fiscale nel settore del commercio di metalli preziosi. Al centro dell'inchiesta una società peloritana accusata di aver evaso imposte per oltre 8 milioni di euro attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un valore complessivo superiore a 33 milioni di euro. Secondo gli investigatori l'azienda avrebbe acquistato oro e argento attraverso una rete di fornitori privi di una reale attività economica. Le cosiddette società cartiere avrebbero emesso fatture false per coprire operazioni commerciali e consentire l'immissione sul mercato di metalli preziosi di provenienza illecita, aggirando così i canali ufficiali. L'indagine, coordinata dalla Procura di Messina e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha portato alla denuncia di 5 persone per dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture false. Determinante anche il contributo dell'Agenzia delle Entrate, che ha disposto la chiusura delle partite IVA riconducibili alle imprese ritenute fittizie. Su richiesta della Procura, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 8 milioni di euro, somma corrispondente alle imposte che sarebbero state sottratte al fisco. Emergenza acqua ancora al centro delle proteste ad Agrigento. In piazza Cavour, sit-in di cittadini, commercianti e autobottisti contro lo stallo sul servizio sostitutivo e le nuove regole dell'AICA. Rubinetti spesso a secco in diversi comuni della provincia, con pesanti ripercussioni su attività economiche e famiglie. Davide Sarto. Dalla sit-in di piazza Cavour arriva un segnale forte. Ad Agrigento e in diversi comuni della provincia l'emergenza acqua non si ferma. Al centro della protesta il braccio di ferro tra l'AICA e gli autobottisti sulle nuove regole del servizio sostitutivo. Questa mattina siamo qua per dire a tutta la città: o tutti con l'acqua o nessuno. In piazza anche commercianti e ristoratori colpiti in piena stagione di lavoro. Noi qua abbiamo attività economiche di B&B, attività turistiche. Se noi rompiamo con l'indotto economico,
facciamo un danno enorme. Lei arriva dal nord e partecipa a questa protesta? Sì, partecipo perché penso che sia un fatto di civiltà. L'acqua pubblica è un bene di prima necessità, quindi non ci dovrebbero essere discussioni o disfunzioni in questo genere. La protesta ha coinvolto anche semplici cittadini esasperati da una situazione che si ripete da mesi. Io non lo so come faccio senza acqua a lavare il mio bambino che porta ancora pannolino e è disabile. Dal giorno 9 noi non riceviamo più acqua. E come fa? Come faccio? Vado al Bonamorone, come dicono qua, Bonamorume, e vado a prendere l'acqua lì con i bidoni. Ad Aragona si vive la crisi idrica perenne, secondo me è una crisi alla fine voluta di un sistema sbagliato che va sicuramente rivisto. Serve una soluzione immediata perché l'emergenza idrica continua a pesare sulla quotidianità di famiglie e attività economiche. Un murales come strumento di dialogo e partecipazione a Pozzallo per il progetto Crucivia, un percorso d'arte pubblica interamente nella provincia di Ragusa, un'opera per ricordare il lascito umano del politico compaesano Giorgio Lapira. Il servizio. Un'opera pubblica che unisce arte contemporanea, memoria storica e identità mediterranea. A Pozzallo, all'interno della villa comunale che affaccia sul mare, è stato ultimato il murales dedicato al compaesano politico del dopoguerra Giorgio Lapira. Al centro dell'opera il suo lascito umano e politico. Lapira, infatti, spese gran parte della propria vita nell'impegno sociale, lavorando per la ricostruzione post-bellica e la riconciliazione tra i popoli. A firmare l'opera l'artista australiano Guido Van Helten, che con il linguaggio visivo restituisce una narrazione ricca di testimonianze storiche, locali e di chi attraversa il mare. Pozzallo, infatti, è uno dei principali approdi italiani per i flussi migratori nel Mediterraneo. In questo contesto l'opera riflette le aspirazioni di una comunità aperta al mondo e ponte tra popoli e culture. Un messaggio che si condensa e si rafforza nel motto caro a Lapira, spes contra spem, ovvero sperare contro ogni speranza. E come ogni fine settimana torna il punto, l'approfondimento condotto da Luca Ciliberti, che oggi si occuperà della storia di Rosanna Natoli, costretta alle dimissioni dal CSM alla vigilia di un voto importante per la giustizia a Catania e in Sicilia, come sentiremo direttamente dalle sue parole. E si parlerà anche di cosa è cambiato a 2 mesi dal voto del referendum. Ospiti il neo presidente della Camera Penale Etnea Tommaso Tamburino, l'attuale consigliere del CSM Felice Giuffre, insieme agli avvocati Eleonora Baratta, Pierpaolo Montalto e al senatore Salvo Sallemi. Appuntamento dunque alle 14:30 su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia. E adesso una pausa, torniamo tra poco con la nostra pagina sportiva. Bentornati al TG Sicilia, adesso parliamo di calcio. Il Catania guarda al futuro, come DS il nome è quello di Varrà, che deve risolvere il contratto che lo lega al Napoli come responsabile dell'area prestiti. Dopo la direzione sportiva di conseguenza arriverà la scelta dell'allenatore. Il servizio di Marco Carli. La stagione è appena finita con una cocente eliminazione con la scia di polemiche. Il Catania, condannato all'ennesimo anno di C, deve gioco forza guardare al futuro e provare a programmare. E se a livello dirigenziale sembra che ad uscire sarà Zarbano, per la direzione sportiva dopo la presenza allo stadio di mercoledì il nome in pole position è quello di Fortunato Varrà. Varrà è al momento un collaboratore di Manna al Napoli e per arrivare a Catania dovrà ovviamente risolvere il contratto che lo vede responsabile dell'area prestiti della società partenopea. L'ipotesi che trapela è quella di un biennale in rosso-azzurro. Esperienze per lui a Benevento, Potenza e Pontedera. Chi lo conosce lo definisce come molto bravo nell'individuare calciatori giovani e capaci di farsi rispettare negli spogliatoi. Fu lui a portare De Giorgio a Potenza con l'avvento del presidente Macchia. Ecco perché il nome dell'allenatore che ha guidato i lucani diventa conseguenziale. De Giorgio ha 1 anno di contratto con il Potenza, deve incontrare la dirigenza, ma è difficile pensare che possa restare, visto che dopo i quarti dei play-off, per fare meglio, la squadra lucana dovrebbe impostare una stagione a vincere. Le piazze invece dove De Giorgio è gradito sono moltissime: Casertana, Foggia, se viene ripescato, Campobasso, ma anche
Due squadre che avranno le stesse ambizioni rossazzurre, il Bari, che sembrerebbe averlo sondato, o la Salernitana, dove come DS potrebbe arrivare Pasquale Foggia, altro estimatore di De Giorgio, e vicino a Varrà ai tempi del Benevento. Come spesso avviene, i destini di allenatori e direttori sportivi sono incrociati. E per questa edizione è tutto, TG Sicilia torna alle ore 20, grazie per averci seguito e buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.